corso del 2023 la Chiesa Agrigentina celebrerà 3 anniversari di rilievo storico. In proposito si è svolta la mattina di oggi una conferenza nella sala Giovanni Paolo II del Palazzo Arcivescovile. L'iniziativa si intitola Sulle orme di Pietro in terra agrigentina. Si tratta dei 100 anni dalla visita ad Agrigento l'11 aprile del 1923 di Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII, e i 60 anni dalla pubblicazione dell'enciclica Pacem in Terris, e poi i 30 anni dalla visita ad Agrigento dal 7 al 9 maggio del 1993 di Papa San Giovanni Paolo II, e poi i 10 anni dall'8 al 10 luglio dal viaggio apostolico di Papa Francesco a Lampedusa. Il primo sarà la domenica 7 maggio. 130-10, il passaggio 100 anni fa dell'allora cardinale Angelo Giuseppe Roncalli e poi Papa Giovanni XXIII nel suo viaggio in Sicilia del 1923 con visita al seminario della nostra arcidiocesi di Agrigento. Felicemente si incontra questo suo passaggio con i 60 anni dell'enciclica Pacem in Terris, tema di estrema attualità, promulgata proprio l'11 aprile del 63. E allora è un'occasione per ricordare Papa Giovanni XXIII e riflettere sulla pace nelle terre sempre auspicata e sempre tradita. Il secondo appuntamento sono i 30 anni del passaggio di Giovanni Paolo II, passaggio che si ricorda per quel grido, direi, appassionato circa i mafiosi, no? Con quella esortazione: convertitevi. Ecco, anche questa è un'occasione per tornare a riflettere su come la mafia sia mutata in questi 30 anni e qual è stato il cammino della Chiesa siciliana e della Chiesa italiana su questa realtà. Gli ultimi eventi, quelli di Lampedusa, sono i 10 anni della visita voluta fortemente da Papa Francesco proprio a Lampedusa in riferimento alle migrazioni, ai migranti. Lampedusa è conosciuta anche per questa opera d'arte che è stata lì collocata, Porta d'Europa, ed è un riferimento interessante. Ecco, dobbiamo anche sempre considerare che una porta, per essere porta, deve essere transitabile in entrambi i lati, no? Quindi Porta d'Europa ma anche Porta d'Africa. E può essere veramente un'occasione per proporre, ma anche acquisire un punto di vista diverso sulle migrazioni, sui migranti. Questo mi sembra importante. Da che punto di vista guardiamo queste persone? Perché se continuiamo a parlare di fenomeno, o peggio di emergenza, perdiamo di vista la persona, questa madre, questo bimbo, quest'uomo, che fanno i migranti. Ma ognuno di questi ha una storia, ha dei drammi, ha dei ricordi, ha delle gioie, ha dei lutti, no? E dal punto di vista con cui noi guardiamo cambia l'approccio che si possa avere, sia quello personale sia quello delle istituzioni.